e mi hanno chiamato poco fa. Intanto si sono scusati per quello che è successo, sono disposti a pagare i soldi che dovevano darci subito, hanno detto che l'avrebbero fatto subito, soldi che io comunque non voglio utilizzare, che donerò a qualche associazione o qualche onlus. Sono soldi che non mi piacciono, non li voglio. Una telefonata destinata a mettere la parola fine a quanto accaduto sabato sera al Movida di Loria. Dani Levan Concepcion, di origine domenicana, in Italia da quando aveva 9 anni, titolare della scuola di ballo Puppets Family di Treviso, sabato sera con alcune sue ballerine si trovava per uno spettacolo nel locale quando le cameriere si sono accorte che erano spariti dalle borse custodite nello spogliatoio 20 euro e 3 anelli. La problematica principale che mi ha reso furibondo è stata proprio l'indicazione subito come responsabile di questo fattore ai confini della realtà, dove avrei dovuto rubare 20 euro. Dani decide subito di collaborare mostrando il contenuto dello zaino, ma spiega questo non è stato sufficiente. Non ci ha pagato quello che era stato pattuito e ci ha comodamente mandato a casa. Sono stato accusato per il colore della mia pelle, mi sono sentito impotente, una cosa simile in tutti questi anni non mi era mai successa, racconta Dani. Sono stato preso di mira da subito. Ma Vanni Bonaldo, figlio del titolare presente nel locale sabato sera, respinge ogni accusa di razzismo. Si è trattato di un malinteso, non c'è stata nessuna offesa razziale nei suoi confronti. Il colore della pelle non c'entra, non sarebbe cambiato nulla se fosse stato bianco o giallo. Nello spogliatoio, continua, sono entrate una decina di persone, tra cui le ballerine e il signor Dani. Mi sono anche chiarito con lui subito, perché praticamente è successo che in quel posto là dove è venuto il furto, insomma, era un locale adibito ai dipendenti, allo staff, e c'erano entrate una decina di persone, tra cui anche lui, ma anche altri, e insomma ho fatto svuotare le borse a tutti. Se avessi pregiudizi, chiarisce ancora Vanni Bonaldo, non avrei nemmeno iniziato a lavorare con il signor Dani, e tra i miei dipendenti ci sono molti ragazzi stranieri. A parte che lavoro con lui, ma poi ho anche altre persone che lavorano con me, anche dipendenti, cioè nel senso non è che sto là a farmi pregiudizi con nessuno, se uno è bravo è bravo. Intanto Dani è pronto a chiudere la vicenda. Il figlio comunque della proprietà ha comunque dimostrato buona volontà, ok? Quindi è giusto, e magari questo episodio serviva perché le cose non capitino più, ok? Quindi ragioniamo con la pace. Io sono disposto a metterci una pietra sopra